Eccoci qua, cari telespettatori, come promesso con lo CGIL del Veneto affrontiamo ogni settimana un caso diverso. Questa volta siamo supportati dal signor Pierluigi, che tra l'altro è segretario generale della Lega dello CGIL di Padova Sud. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Con il signor Pierluigi vediamo di capire che cos'è successo a una signora che poi si è iscritta anche allo CGIL, che si è recata presso i vostri sportelli, ci racconterà adesso bene il caso, e soprattutto di affrontare due tematiche: il supplemento di pensione e poi la pensione supplementare. Vi spiegheremo di che cosa si tratta, che cosa bisogna fare, che cosa è successo. Incominciamo con questo caso. Cosa è successo? La signora Regina è nata nel 1947, 70 anni di età, lavorava presso un'azienda tessile, è andata in pensione al 60° anno di età. Quindi un bel po' di anni fa, insomma. Con 35 anni di contributi. Ha continuato a lavorare, nel 2009 ha ripreso il lavoro, dal 2009 al 2014. Ha fatto domanda tramite supporto SPI, patronato Inca CGIL, per il supplemento di pensione a maggio nel 2016, decorrenza subito il mese dopo del supplemento. La signora Regina avrebbe potuto chiedere a settembre del 2014 la ricongiunzione, ma non l'ha fatta, ha perso 1 anno e 9 mesi. Non l'ha fatta per quale ragione? Non ha pensato che fosse... Ci ha pensato, quindi. Per questo teniamo l'anonimato della signora, che mi ha pregato di prendere questo esempio perché non si ripetano casi del genere a colleghe e a colleghi che purtroppo... Cioè, il suo errore sostanzialmente è stato questo: lei è andata in pensione, poi ha ripreso a lavorare, dopo è andata in pensione definitivamente, ha chiesto la ricongiunzione delle due pensioni, però l'ha fatto un po' tardino. Questo, doveva farlo subito, insomma. Questo poiché non è previsto il supplemento con pagamento di arretrati. Ho capito. Questo è il problema. Questo caso, poi la compagna Maria illuminerà. Assolutamente. Voi che cosa avete fatto? Allora abbiamo subito, immediatamente dato corso alla pratica, e la decorrenza va subito nel momento che si fa la domanda, decorre da maggio, è andata in pagamento subito. Subito, quindi ha recuperato subito i soldi, sostanzialmente. Sì, ma ha perso purtroppo non ha avuto possibilità di recuperare. Quindi è stata contenta, però un po' amareggiata del fatto che non ha avuto la possibilità di recuperare in pieno. Mettiamo in evidenza questa tipologia di pratica perché purtroppo molti pensano che sia automatico. Infatti questo è importantissimo. Smetto di lavorare, poi sarà automatico la ricongiunzione. Non è così, bisogna fare domanda, bisogna purtroppo attivarsi. Signor Pierluigi, lei è stato gentilissimo. Allora, avete visto, grazie in virtù dell'intervento del signor Pierluigi, ma come sempre dico, tante persone che sono preparate presso le sedi dello CGIL oppure dell'Inca, a seconda delle situazioni della CGIL, possono darvi una mano, verificare la situazione, perché non ci si pone tante volte il problema, non viene spontaneo, non verrebbe sinceramente neanche a me, ormai l'ho imparato, me l'avete insegnato, che bisogna tante volte chiedere, far domanda per avere, e farlo entro i termini, farlo nel tempo più breve possibile, perché altrimenti si perdono delle situazioni di diritti, oppure addirittura si possono andare anche in prescrizione. Orrore degli orrori, non è il caso della signora. Grazie signor Pierluigi, la lascio andare perché adesso prende il suo posto Maria Pistorello, che come sempre ci illustrerà la questione, che è una questione abbastanza complessa. Grazie ancora, allora, arrivederci. Allora, Maria Pistorello come sempre qui con noi, che ci aiuta a comprendere queste due situazioni. Buonasera. Ben arrivata. Grazie. Allora, innanzitutto voglio capire, pensione supplementare, supplemento di pensione, che cosa si tratta? Perché sono due questioni un po'... Adesso vediamo nel modo più semplice possibile di spiegarli. Il supplemento di pensione si ha quando ci sono contributi di lavoro successivi a quando uno è andato in pensione.
Stiamo parlando però di contributi di contributi di lavoro versati per esempio nel fondo lavoratori dipendenti. La signora di prima era andata tranquillamente in pensione, no, perché aveva raggiunto l'età pensionabile. Dopodiché, e lo può fare, essendo insomma non c'è nessuna legge che lo impedisca, ha continuato a lavorare per alcuni anni. Lei avrebbe potuto subito, perché erano trascorsi 2 anni da quando era andata in pensione, fare la domanda per avere il supplemento di pensione. Perché il supplemento? Perché? Allora, una volta che sei andato in pensione, la tua pensione l'hanno calcolata con i contributi versati fino a quel momento. Siccome la signora, avendo ripreso il lavoro dopo, ha versato nuovi contributi e quindi il supplemento è quando tu prendi questi contributi nuovi, fai la domanda affinché vengano considerati e questi contributi vanno ad aumentare la pensione che tu già prendi. Non è una pensione a parte il supplemento di pensione. Però io proprio sono ignorantissima sull'argomento. Una volta che una persona va in pensione, può riprendere, può interrompere questa pensione e tornare a lavorare? Non interrompe la pensione, ecco. Continua a prendere la pensione e può fare un altro lavoro, può per esempio fare il commerciante, se uno è andato in pensione, esatto. Può aprire un'attività e fare il commerciante. Nel frattempo oppure come nel caso capita, no, che in alcune fabbriche ci sono dei lavoratori molto specializzati che vanno in pensione normalmente, poi il datore di lavoro gli offre di continuare a lavorare ancora per un po' di tempo, magari per formare i nuovi arrivati. Ecco, in questi casi qua il lavoratore prende la sua pensione, però ha anche uno stipendio. Su questo stipendio lui versa i contributi. Una volta che non lavora più, se sono trascorsi almeno 2 anni da quando è andato in pensione, subito, immediatamente, quando smette di lavorare, può fare la domanda per il supplemento. Ecco che questo supplemento va a incrementare la sua pensione. Questo lo possono fare tutti, naturalmente non è previsto nelle pensioni con la gestione pubblica, quindi i lavoratori privati, non i lavoratori pubblici non possono fare questo, avere questo supplemento di pensione, non è previsto insomma nel loro ordinamento. Che errore ha fatto la signora? Niente, di aspettare troppo, non lo sapeva, la signora ha smesso di lavorare nel 2014, avrebbe potuto subito fare la domanda di pensione perché erano trascorsi 2 anni da quando era andata in pensione precedentemente, non l'ha fatto e quindi diciamo che lì non sono previsti arretrati e quindi la signora si è trovata che insomma ha perso per 2 anni, insomma quasi 2 anni ha perso dei soldi. Voi che tipo di intervento avete fatto? Quindi che cosa noi abbiamo controllato. Una delle domande che facciamo ai nostri pensionati è: hai lavorato dopo la pensione? Perché c'è anche un altro caso, perché in questo caso qua stiamo parlando di persone che hanno lavorato, quindi che hanno versato contributi dopo la pensione perché hanno fatto un lavoro dipendente. Però abbiamo anche un altro caso, abbiamo la possibilità di avere la pensione supplementare. E la pensione supplementare è un'altra cosa, perché il supplemento va a incrementare la tua pensione, la pensione supplementare è una pensione in più. Faccio un esempio così spero di chiarirmi bene. Un lavoratore che va normalmente in pensione o la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia e dopo magari va a fare attività presso un'associazione di volontariato, ce ne sono tante, un'associazione qualsiasi, e come collaboratore coordinato e continuativo, un collaboratore a progetto, no? E i soldi che lui versa, i soldi sempre per la previdenza, perché è previsto anche qua, e li versa in una gestione, non li versa nel fondo lavoratori dipendenti, ma li versa nella gestione di lavoratori parasubordinati. In questo caso ha diritto ad avere poi al termine del suo lavoro, ma comunque ne ha diritto ad averlo anche prima, purché siano trascorsi almeno 5 anni, ha diritto ad avere la pensione supplementare. Ne ha diritto anche prima, ne ha diritto anche trascorsi appena 2 anni, purché sia andato in pensione con l'età della vecchiaia.
Allora, vediamo se riesco magari a chiarire un po' meglio, perché mi rendo conto che questi temi un po' tecnici sono di difficile comprensione, però il messaggio che vogliamo dare è questo: se hai lavorato dopo la pensione o se hai fatto il collaboratore coordinato e continuativo, ricordati che potresti avere diritto a dei soldi in più. Allora chiedo alla regia gentilmente se può mandare la diapositiva, esatto, la slide che può darci in aiuto. Ecco. Per avere la pensione supplementare, quindi parliamo di chi ha fatto il collaboratore, no? Collaboratore in regola, il co-co-co, per capirci. Se è andato in pensione oppure ha compiuto, intanto deve essere già un pensionato, ma se ha già l'età della pensione di vecchiaia, e gli anni per la pensione di vecchiaia sono questi che vedete, ad oggi, per avere nel 2017, insomma l'età di vecchiaia è questa, 66 anni e 7 mesi per tutti, 66 anni e 7 mesi, o tranne le donne del settore privato che ancora per quest'anno vanno in pensione di vecchiaia a 65 anni e 7 mesi se sono lavoratrici dipendenti, oppure a 66 anni e un mese se sono lavoratrici autonome. Naturalmente devono avere, per andare in pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi versati, oppure bastano anche 15 anni di contributi versati almeno, se li avevano maturati entro il 31 dicembre del 1992. Vabbè, insomma, do questa informazione, ma poi se vi scatta qualcosa, se pensate di essere nelle condizioni che ho appena descritto, ecco, chiedo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di recarsi presso le nostre sedi, le sedi dello SPI-CGIL e del patronato INCA, proprio per fare un controllo, per vedere se siete in queste condizioni. Quindi la pensione supplementare, come vedete, si può ottenere purché si abbia l'età della vecchiaia. Per avere la pensione supplementare, oltretutto, non servono altri requisiti, né di contribuzione né di importo, quindi anche se uno ha lavorato 6 mesi, per dire, se è in queste condizioni, può chiedere la pensione supplementare, sarà di pochi euro naturalmente. Poi è calcolata in base alle regole previste, alle norme previste al momento in cui chiede la pensione. Una cosa, devo dirla però, questo tipo di pensione non è integrabile al trattamento minimo, naturalmente, e grazie insomma al cumulo gratuito, no, che è previsto adesso per chi andrà in pensione a partire da quest'anno, che è stato previsto nella legge di stabilità, insomma in futuro ci saranno meno pensioni supplementari, perché tutti i contributi potranno essere conteggiati per la pensione. Quindi insomma è un passo avanti che è stato fatto. Ma dovrà essere sempre fatta richiesta? Comunque sia, deve essere sempre fatta richiesta, su questo insomma non c'è dubbio. Poi se abbiamo ancora qualche minuto, tranquilli. Sì, perché volevo ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ho portato qua il numero di dicembre del giornale di Libertà, eccolo qui, vediamo se si vede, sì, benissimo, qui. Questo è un mensile, il mensile dello SPI-CGIL. Che è molto interessante, che io lo guardo. È un giornale bellissimo, eccolo qui che lo vediamo proprio molto bene, vedete? Si chiama Libertà. È un mensile, costa praticamente €1 al mese, ci si può abbonare nelle sedi dello SPI-CGIL, noi siamo attrezzati proprio per farvi l'abbonamento. Allora, questo è un giornale che informa, no? Vediamo quanto è importante l'informazione per i pensionati. Lo SPI-CGIL proprio ha puntato sull'informazione, proprio perché sappiamo che ci sono tanti diritti che darebbero diritto al pensionato ad avere dei soldi in più nella pensione e che, non essendo conosciuti, insomma, rimangono lì nascosti, come diciamo noi, no? I diritti nascosti o inespressi. Ecco, vi dicevo, Libertà. Libertà ti informa su tutto, sulle novità che riguardano la pensione, prima di tutto, essendo il giornale dello SPI-CGIL, sulle novità, ma poi insomma ha degli articoli molto interessanti sulla storia, sull'attività che fanno le nostre leghe in tutto il territorio italiano, ma non solo. Poi ogni 3 mesi
c'è l'inserto, questo è il nostro ultimo inserto, qui. Ed è ogni 3 mesi c'è l'inserto dello SPI-CGIL Veneto, proprio che riporta invece in maniera specifica le attività fatte dallo SPI-CGIL del Veneto. È un giornale davvero, guardate, passate dalle nostre sedi, ecco. Io guardo un po' le rubriche che ci sono, tanto c'è l'oroscopo di dicembre, può sempre interessare. Ci sono i giochi, sì. C'è il Sudoku, c'è il cruciverba, gli indovinelli, le parole crociate che sono fondamentali per moltissimi anziani, per la mente. Ci sono le barzellette, racconti divertenti, ci sono notizie per esempio elettrosmog sull'inquinamento domestico, quindi le cautele da adottare anche nella vita quotidiana. Questa rubrica qui sono quella che spiega l'elettrosmog, sono le parole spiegate ai bambini. E davvero io l'ho trovata utile, devo dire, sono delle cose, no, tipo l'elettrosmog. Che cos'è l'elettrosmog? Magari tutti noi lo sappiamo, no, eccetera, ma per qualcuno magari che non lo sa, sono spiegati in modo semplicissimo, veramente è un modo per fare un po' di cultura. Sì, veramente. Dopo, la cosa interessante è che ogni tanto ci sono anche dei viaggi che sono illustrati, dei soggiorni, qui nel caso avevate parlato del Capodanno a Rimini, quindi con dei prezzi eccezionali, perché poteva essere... dicembre, e poi insomma comunque anche una soluzione per passare il tempo libero, conoscere delle persone, i viaggi, quindi andando in giro per l'Europa cosa si può anche vedere, perché sono tantissimi pensionati che amano viaggiare, ci sono le ricette piacciono, con anche l'apporto calorico, le ricette regionali, per cui poi sono spiegati i prodotti che vengono utilizzati, da dove vengono, quindi uno si fa anche un'informazione, poi tra l'altro suggerimenti, perché per esempio addio alle tarme. Chi è che sa come eliminarci delle tarme? Viene detto. Poi i prodotti di stagione nell'orto quando coltivarli, la luna che cresce, la luna che cade, insomma sono tutti suggerimenti che tantissimi anziani sanno, molti altri no, comunque possono essere insegnati anche ai propri nipoti. Poi c'è l'appuntamento astronomico, quindi tutto quel che riguarda l'astrologia, le stelle, le costellazioni, però poi è sempre interessante, molti anziani sono interessati. E poi entriamo anche a parlare di possibilità di passare il tempo libero e di personaggi famosi, quindi racconti della storia, della società, del costume, della politica, cose anche piacevoli, pettegolezzi e quant'altro. In quello di dicembre c'era anche un bellissimo calendario che ho attaccato anche a casa mia, molto bello. Eccolo qua, carinissimo. Eccolo qui, illustrato con tutti i suggerimenti, quindi questo me lo prenderò anch'io. Vabbè, dopo lo lascio allora. E poi ci sono anche suggerimenti su appunto come risolvere i problemi quotidiani della vita di tutti i giorni, dalla dieta, chi ha il diabete, chi ha problemi. Qui c'è per esempio lo specchietto e la questione che stavamo della 14esima. Sì, quanti soldi si prenderanno di 14esima il prossimo anno, no? Perché io l'ho fatto vedere così fugacemente nella trasmissione dedicata, ma invece qui c'è, poi uno se lo può sfogliare, leggere e anche capire. Esatto, quindi quanto si porta a casa, quindi quanti soldi si portano a casa, e poi situazioni che avete affrontato voi come SPI-CGIL a livello nazionale, problemi risolti, le controversie col governo, le nostre manifestazioni, le nostre rivendicazioni, le nostre piattaforme, perché quel che succede. Siamo sempre in attività, in movimento. Dai, allora è un euro al mese, anche un regalo, anche può essere un bel regaletto, un bel regaletto post vacanze. L'abbonamento costa 12 euro e allora passate per le nostre sedi, che ve ne diamo uno in omaggio, così vi rendete anche conto di com'è e così se volete potete fare l'abbonamento a libertà. Maria Pistorello, cari telespettatori, velocissime le sedi perché siamo fuori tempo massimo, ricordatevele sempre, prendete giù nota, ci sono sedi provinciali con i propri numeri di telefono, eccole qui, le trovate come sempre, prendete giù nota dei numeri telefonici di tutte le sedi provinciali, poi ci sono sedi locali naturalmente che sono aperte in orario d'ufficio, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, sono soltanto alcune perché naturalmente queste sono quelle principali, poi ci sono tutte le altre sedi che sono sempre aperte. Grazie Maria Pistorello, grazie a voi di averci seguito, restate con noi, dopo la pubblicità rientriamo in studio con l'approfondimento come sempre di attualità.